Una grande soddisfazione, un grande ringraziamento al nostro territorio che mi ha appoggiato, a tutti gli imprenditori, alla nostra capacità di fare impresa e adesso anche di rappresentare l'impresa. Non nasconde l'emozione Vincenzo Marinese nel giorno della designazione a vicepresidente della Confindustria nel nuovo corso di Emanuele Orsini, classe 1968, amministratore unico di un'azienda a Porto Marghera. Marinese è stato l'ultimo presidente di Confindustria Venezia Rovigo, poi fautore della fusione con Treviso e Padova che ha portato alla nascita di Confindustria Veneto Est. A Marinese è stata affidata la responsabilità dell'organizzazione e dei rapporti con i territori e le categorie transizione digitale, green, intelligenza artificiale, le nuove sfide del manifatturiero. Sono fronti aperti, sono fronti molto delicati, la parte ambientale e la transizione ambientale interessa a tutti, bisogna però avere degli obiettivi che tutti condividiamo e che sono raggiungibili, perché sennò poi al contrario facciamo dei passi falsi. Dobbiamo avere un piano industriale determinante nel nostro paese, dobbiamo riappropriarci della materia prima, perché non vorrei mai che con la transizione ambientale spendiamo tanti soldi, non raggiungiamo gli obiettivi e continuiamo a essere dipendenti da altri. Ma ci sono altre nomine di peso. Leopoldo Destro, attuale presidente di Confindustria Veneto Est, entra nel board che affiancherà Orsini. Sua la delega ai trasporti. Priorità generale una nuova programmazione industriale sia nazionale che europea. I competitor dagli USA alla Cina sono agguerriti. Se noi non abbiamo una strategia, difficilmente raggiungeremo quel livello industriale e quell'autonomia industriale che è necessaria, fondamentale.